in maniera che poi possiamo metterlo a disposizione delle persone che non riescono per altri impegni a partecipare in diretta. Quindi, buonasera ancora. È la terza, il terzo webinar che tratta i contenuti della legge di bilancio. Vi ricordo i due precedenti delle due scorse settimane, del 13 febbraio sulle novità legate al lavoro e il 20 febbraio con le novità legate alla previdenza. Vi ricordo che le due puntate precedenti registrate potete trovarle sul canale YouTube CISL Veneto e quindi possono essere recuperate per chi ha bisogno di materiale. Vi ricordiamo anche che tutta la documentazione è stata spedita alle strutture, quindi se qualcuno ha bisogno delle slide o di recuperare anche quelle precedenti, sono tutte a disposizione dei partecipanti, delle partecipanti, dei delegati e delle delegate. Questa sera parliamo delle novità in ambito fiscale. Abbiamo presente, la ringrazio, Stefania Pasian, la direttrice del CAF regionale del Veneto, a cui do subito la parola per la sua relazione introduttiva. Come le altre volte, ecco, lei farà un po' la presentazione delle novità fiscali, poi ci sarà lo spazio per le domande sia nella chat, sia direttamente chiedendo la parola e facendo la domanda in diretta. Quindi buon lavoro e la parola a Stefania Pasian. Buonasera a tutti, grazie Gianfranco, grazie a tutti i presenti per il tempo che ci dedicate. Provo a condividere lo schermo. Ci siamo. Perfetto. Ok, allora prima di andare subito a fare il focus sulla legge di bilancio, volevo un attimo condividere con voi e focalizzare sulle modifiche dell'IRPEF, decreto legislativo relativo alle modifiche dell'IRPEF. La legge 211 del 9 di agosto del 2023 e che poi è entrata in vigore il 29 di agosto del 2023 ha stabilito che il governo nell'arco di 24 mesi si adotti di alcuni decreti legislativi inerenti alla materia della revisione del sistema tributario. Il decreto legislativo 216 del 30 dicembre 2023 tratta per l'appunto la riforma dell'IRPEF. Questo decreto è già stato recepito dall'Agenzia delle Entrate che ha già emesso il 6 di febbraio la circolare 2E che è la circolare attuativa. Andiamo intanto a vedere i principali punti di questo decreto proprio perché sono di interesse verso le lavoratrici e i lavoratori e riguardano la retribuzione. All'articolo 1 del decreto c'è la revisione delle aliquote IRPEF. Si tratta di una revisione temporanea, come tutte le misure che andremo a condividere questa sera, sia quelle del decreto legislativo sull'IRPEF, sia quello della legge di bilancio, sono tutte modifiche temporanee. Cosa prevede la revisione delle aliquote IRPEF? Prevede un sistema basato su 3 aliquote. Cosa succede? Si passa da una situazione attuale, la vecchia situazione che abbiamo visto nel 2023 di 4 scaglioni con 4 aliquote, ad una situazione con 3 scaglioni, 3 aliquote. Sostanzialmente e sono stati accorpati i primi 2 scaglioni. Nel 2023 fino a 15.000 euro l'aliquota applicata era il 23% e nel secondo scaglione da 15 a 28.000 era il 25%. Nella situazione 2024 questi 2 scaglioni sono stati accorpati in un unico scaglione fino a 28.000 ed è stata mantenuta l'aliquota più bassa, quella del 23%. Nulla cambia per gli scaglioni successivi, come vedete da 28.000 a 50.000 rimane il 35%, oltre i 50.000 rimane il 43%. L'accorpamento di questi primi 2 scaglioni comporta un risparmio massimo di 260 euro. Vediamo un attimo 2 esempi per chiarire effettivamente qual è il risparmio. Nel primo esempio
abbiamo indicato un contribuente con un reddito complessivo di 24.000 euro. Abbiamo fatto la simulazione secondo i vecchi scaglioni, quindi fino a 15.000 il 23%, più i rimanenti 9.000 per arrivare a 24.000 il 25%, con un'imposta pari a 5.700. Simulando la stessa situazione con il nuovo scaglione del 2024 abbiamo 5.520. Vediamo quindi che il risparmio d'imposta è pari a 180 euro. Quando si ha il massimo risparmio d'imposta, ovviamente si dà alla fine dello scaglione, alla punta massima si ha con i 28.000. Vedete infatti nel secondo esempio, con un reddito complessivo di 28.000, simulato con il vecchio scaglione abbiamo 6.700, simulato invece con il nuovo scaglione abbiamo 6.440. Vediamo qui il risparmio massimo di 260 euro. Ovviamente per tutti i contribuenti che percepiscono oltre i 28.000 euro, a tutti questi contribuenti viene garantito il risparmio massimo di 260 euro rispetto alla modalità in vigore fino allo scorso anno. Passiamo quindi a un altro punto, sempre l'articolo 1 del decreto legislativo, che riguarda le detrazioni di lavoro dipendente. Cosa cambia quest'anno e solo per il 2024, come abbiamo ben evidenziato nella slide, si passa per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione, nello scaglione fino a 15.000 euro, abbiamo un innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente. Da 1.880 si passa a 1.955. Cosa comporta questo? Questo comporta una modifica della no tax area, vale a dire, voi sapete, la no tax area è quella soglia al di sotto della quale il contribuente non è soggetto ad imposte e passa da 8.174 a 8.005. L'anno scorso per il lavoro dipendente la no tax area era di 8.174, tanto è vero che la detrazione per il lavoro dipendente era di 1.880 euro. Quest'anno viene innalzata e viene portata la no tax area a 8.005, quindi è parificata alla stessa no tax area in vigore per i pensionati. Cosa c'è da dire? C'è da sottolineare che nulla cambia per quanto riguarda il trattamento integrativo. Il TIR, il trattamento integrativo, rimane anche quest'anno esattamente come lo scorso anno e per il fatto che in questo scaglione si è innalzata la detrazione da lavoro dipendente, è stato applicato un correttivo affinché alcuni soggetti che si trovavano nella situazione tale da dover perdere per il fatto dell'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente non subiscono alcuna modifica. Quindi, nonostante l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente, il TIR viene erogato esattamente come lo scorso anno con le stesse modalità e per gli stessi scaglioni e non c'è nessuna incidenza per quei redditi sotto i 15.000 euro. Passiamo a un'altra voce sempre contenuta nel decreto legislativo, questa volta all'articolo 2. Per il 2024 i contribuenti con redditi superiori a 50.000 subiranno una riduzione delle detrazioni nella misura fissa pari a 260 euro, dove viene applicata questa riduzione delle detrazioni. Lo vedete alla fine della slide messo bene in rosso. Questa detrazione non ha nessun effetto sulle spese sanitarie, ma verrà detratta su quegli oneri detraibili al 19%, le onlus, le erogazioni liberali a favore delle onlus, i partiti politici, le assicurazioni per gli eventi calamitosi. Questi oneri sono ben definiti nel decreto, ben ripresi nella circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate e non includono, o meglio, escludono le spese sanitarie. Cosa significa? Significa che qualora un contribuente con un reddito superiore a 50.000 abbia sostenuto delle spese detraibili che rientrano in questi oneri elencati, la sua detrazione derivante dalle spese che ha fatto verrà detratta di 260 euro.
Prima di passare alla parte della legge di bilancio 2024, volevo dire che un'altra delle voci che è contenuta nel decreto legislativo riguarda gli addizionali. Per quanto riguarda le addizionali regionali, voi sapete che per quanto riguarda la nostra regione nulla viene aggiunto rispetto a quanto già previsto. Passiamo quindi adesso alla legge di bilancio 2024, sempre in linea anche questa prima parte riguarda le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori e ci focalizziamo su quella che è una delle novità insomma importanti di questa legge di bilancio, che è l'articolo 1,15 della legge 213, che è il cuneo fiscale. Allora, sapete che non è un cuneo fiscale propriamente detto, ma è un cuneo decontributivo che riguarda la decontribuzione, l'esonero contributivo, contributi INPS a carico del lavoratore. Cosa succede nel 2024? Voi sapete che già nel 2023 eravamo partiti con 2 scaglioni, con rispettivamente una riduzione di 3 punti percentuali e di 2 punti percentuali all'interno di una determinata soglia, che corrisponde esattamente a quella di quest'anno, quindi erano 3 punti percentuali sotto i 1.923 e 2 punti percentuali tra 1.923 e 2.692. A luglio c'è stato l'aumento, siamo passati rispettivamente a 6 punti percentuali tra 1.923 e 2.692 e a 7 punti percentuali sotto i 1.923. Cosa cambia con la legge di bilancio 2024, visto che gli scaglioni rimangono gli stessi? Cambia la base. L'anno scorso l'esonero era anche sulla 13ª, quest'anno l'esonero è escluso la 13ª. Quindi abbiamo l'imponibile previdenziale al netto del ratio di 13ª. Cosa succede? Succede che si è mantenuto in misura il valore assoluto, diciamo, i punti percentuali come erano precedentemente, ma la base cambia, quindi 7 punti in effetti sono leggermente inferiori e i 6 punti nel calcolo effettivo sono leggermente inferiori, proprio perché la base cambia e viene escluso il ratio di 13ª. Un'altra cosa importante da considerare è la verifica su quale base si fa riferimento. Questo è ben specificato nella circolare INPS numero 11 del 16 gennaio 2024, dove si specifica che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Cosa significa questo? Significa che uno stesso lavoratore, uno stesso contribuente potrebbe avere un mese l'esonero di 6 punti percentuali, un altro mese l'esonero di 7 punti percentuali e un altro mese ancora non rientrare nelle casistiche previste per l'esonero. In questa slide evidenziamo un paio di esempi dove si vede il risparmio contributivo da parte del lavoratore. Nel primo caso abbiamo un lavoratore con una retribuzione da 1.923 ma inferiore a 2.692, quindi 2.300 euro. I contributi, vengono calcolati i contributi al 919 come ordinari e poi si vede invece, viene evidenziato l'esonero contributivo. Nel primo caso 2.300, 211,37 sono i contributi a carico del lavoratore, l'esonero contributivo 138, per cui per quel mese il contribuente si vede va a pagare esattamente 73,37, cioè la differenza. Lo stesso caso lo vedete nell'esempio successivo, dove abbiamo un esonero contributivo maggiore perché la retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali è inferiore a 1.923. Cosa è importante ricordare su questo? È importante ricordare che nulla cambia ai fini
pensionistici, ai fini previdenziali, poiché il minor gettito che l'INPS va ad incassare per effetto dell'esonero da parte dei dipendenti viene compensato dallo Stato, che per tramite dell'INPS andrà ad accreditare una contribuzione figurativa. Quindi ai fini pensionistici per il lavoratore non cambia niente. Questo è importante, insomma, ricordarlo, ho visto anche nei precedenti focus all'inizio degli altri colleghi. È sicuramente un dato importante da mettere in evidenza. Con questa parte del cuneo fiscale diciamo che andiamo a chiudere le modifiche introdotte da decreto legislativo di modifica dell'IRPEF e della legge di bilancio che riguardano la parte che riguardano gli stipendi di tutti i dipendenti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Passiamo ora invece ad altre misure evidenziate dalla legge di bilancio che riguardano invece misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, quindi un'altra tipologia di misure. La prima cosa, vediamo la carta dedicata a te. La carta dedicata a te era una misura già presente, c'è stato un incremento di 600 milioni per il 2024 proprio per sostenere questa misura per spese di prima necessità delle famiglie in condizioni di disagio sociale. Chi ne ha diritto? Ne hanno diritto quei nuclei con un ISEE fino a 15.000 euro che sono composti da almeno 3 componenti. Con un ordine ben preciso, lo vedete in questa slide, vengono agevolate le famiglie, i nuclei con 3 componenti, prima fila diciamo quelli più che hanno diritto rispetto agli altri sono le famiglie composte da almeno 3 componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2009, vale a dire dal 1 gennaio 2010, poi abbiamo quei nuclei familiari composti da almeno 3 componenti dove c'è un componente nato entro il 31 dicembre 2005, ovvero dal 1 gennaio del 2006, e poi i nuclei, rimane la terza fascia, i nuclei che hanno solo 3 componenti. Sono i comuni che designeranno e pubblicheranno le liste degli assegnatari a parità di rispetto di questo ordine che abbiamo appena visto. Comanda, diciamo, il dato più importante è l'ISEE più basso, quindi a parità di rispetto del nucleo vale, è privilegiato il nucleo che ha l'ISEE più basso. Passiamo quindi poi alla garanzia mutui prima casa, viene prorogata la garanzia statale per l'80% per la quota capitale dei mutui destinati all'acquisto della prima casa. Questa è una misura chiaramente importante per favorire l'acquisto della prima casa a persone o nuclei familiari che non hanno la possibilità, che non hanno garanzie per poter andare a chiedere il mutuo presso gli istituti di credito. Cosa succede? Viene ampliata la platea dei fruitori. Abbiamo i giovani under 36 con un ISEE fino a 40.000, a questi viene garantita la garanzia statale, però rispetto allo scorso anno non viene prorogato l'esonero del pagamento dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, del credito d'imposta, ma viene garantito solo la garanzia statale per l'80%. E poi la stessa garanzia viene garantita a determinati nuclei familiari che hanno presente figli di età inferiore a 21 anni e, come vedete, nuclei familiari con 3 figli e con un ISEE non superiore a 40.000 euro, con 4 figli l'ISEE si alza a 45.000 e con 5 più figli l'ISEE si alza a 50.000. Un'altra delle misure a sostegno della famiglia è il contributo straordinario del bonus sociale elettricità, questo previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, erogato direttamente da ARERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia, delle reti di energia, e lo definirà
lo inserisce già nel proprio sito e definisce gli importi sulla base del nucleo familiare, delle risorse disponibili a chi già era titolare del bonus sociale di elettricità. Nel sito di ARERA vengono indicate, diciamo, tutte le tabelle e i parametri. Per il bonus sociale elettricità, invece, rispetto allo scorso anno, cosa cambia? Cambiano le soglie. L'anno scorso l'ISEE era fino a 15.000, la soglia di 15.000 è stata portata adesso a 9.530 e per i nuclei numerosi con almeno 4 figli a carico da 30.000 passa a 20.000. Abbiamo quindi la riduzione del canone RAI, che sapete tutti, poi è passata da 90 a 70 euro, l'incasso viene fatto, come sapete, tramite la bolletta della luce. E passiamo quindi a un'altra misura, il bonus asili nido, anche questo viene rafforzato, un contributo previsto per il pagamento della retta per la frequenza degli asili nido, e è stato fissato in 3 fasce, 3.000 euro con i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000, 2.500 per i nuclei familiari con un ISEE da 25.000 a 40.000, 1.500 invece con un ISEE superiore a 40.000, ovvero in assenza dell'ISEE. Qual è la novità di quest'anno? È possibile fruire di un contributo più alto, un contributo pari a 3.600, solamente se si verifica questo scenario, ovvero un nucleo familiare con un ISEE fino a 40.000, nel quale sia presente già un figlio di età inferiore a 10 anni e che ci sia anche un nuovo nato dal 1 gennaio 2024. Se si manifestano queste 3 situazioni nel nucleo, il contributo è di 3.600 euro. Quindi, a differenza di quanto abbiamo visto prima in una situazione, diciamo, normale, la prima fascia 3.000 con ISEE fino a 25, la seconda fascia 2.5 con ISEE da 25 a 40, qualora si manifestassero le condizioni dette, il beneficio sarebbe di 3.600. Passiamo quindi ad altre misure che hanno sempre un'incidenza, diciamo, a livello fiscale, e la plusvalenza in caso di cessione di immobili. Qualora a partire dal 2024 venga effettuata una vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati degli interventi di riqualificazione al 110 e l'immobile venga appunto ceduto prima dei 10 anni, la plusvalenza verrà tassata al 26%. E chiaramente qual è la plusvalenza? La plusvalenza verrà calcolata tenendo presente il maggior valore che l'immobile ha acquisito in seguito ai lavori di ristrutturazione. Un'altra informazione da tenere in considerazione è il cambio la modifica dell'aliquota della ritenuta di acconto sui bonifici speciali, quei bonifici che si vanno a fare per casi particolari come appunto le ristrutturazioni. Sono quei bonifici fatti verso l'istituto di credito con la formula di rito, la causale specifica. Finora questi bonifici verso il fornitore veniva applicata una ritenuta di acconto dell'8%, questa ritenuta di acconto è aumentata all'11% a partire dal 1 gennaio del 2024. Altre misure riguardano le locazioni brevi. Cosa possiamo evidenziare su questo? La cedolare secca. La cedolare secca è applicata attualmente al 21%. Rimarrà tale nel caso dell'affitto di un unico immobile. Qualora invece si affitti più di un immobile, l'aliquota della cedolare passerà al 26%. Se i contratti poi ho messo in evidenza sono stipulati tramite un intermediario, sarà proprio la società di intermediazione che dovrà trattenere l'imposta e versarla allo Stato, questo per rendere più trasparente l'intermediazione.
Vediamo infatti anche le altre due misure che sono state introdotte quest'anno, uno il codice CINC, il codice identificativo nazionale, e riguarda proprio i locatori che stipulano contratti di affitto breve o contratti di affitto turistici. Hanno l'obbligo di esporre questo codice identificativo, pena delle multe piuttosto elevate. Questa misura è stata introdotta proprio per garantire una trasparenza su questo tipo di locazioni brevi o locazioni di carattere turistico, e ha il compito di mappare, insomma, negli anni, di controllare meglio questo processo. Un'altra misura introdotta è la sicurezza, sempre per coloro che stipulano locazioni turistiche. Sono aumentate le regole che riguardano il rispetto della sicurezza dell'immobile, e anche su questo, se non, questi soggetti non si dotano delle regolari non applicano la regolare prassi in merito alla sicurezza, incorrono in importanti sanzioni. Prima di arrivare a questa parte, diciamo, conclusiva, faccio una breve carrellata di quelli che sono i bonus edilizi. Perché? Perché con questa legge di stabilità dopo tanto tempo non si è parlato di bonus edilizi, quindi faccio una carrellata, ve la dico proprio così, in merito a quello che c'è ancora, quello che rimane, che non è contemplato nell'oggetto, diciamo, di questa sera, che riguarda le novità della legge di bilancio. Allora, per quanto riguarda il super bonus, voi sapete che si è chiuso al 31/12 del 2023, rimane attivo per il 2024, per il 2025, per i condomini e per le abitazioni afferenti al condominio, con percentuali diverse. Nel 2024 è al 70%, nel 2025 è al 65%. Rimane poi l'eco bonus per l'efficientamento energetico al 65%, il sisma bonus al 50%, il bonus verde al 36%, il bonus per il superamento delle barriere architettoniche fino al 2025 al 75%, con una riduzione, diciamo, degli interventi che riguardano confermati le rampe, il salviscale e gli ascensori. E poi il bonus mobile elettrodomestici, che nel 24 la detrazione è su 5.000 euro, si era partiti nel 2021 con 16.000, pian piano negli anni l'hanno sempre ridotto, e si è arrivati adesso che nel 2024 la detrazione è su un importo di 5.000. Questo ho avuto piacere un attimo di condividerlo, perché non è dentro alla legge, e però va bene, insomma, fare anche un breve passaggio e un richiamo su questo. Sulle novità di un tipo o dell'altro, io avrei anche finito. Volevo però prendere 2 minuti per ricordare l'attività che facciamo, e soprattutto ricordare la squadra che CISL nel Veneto mette a disposizione per quanto riguarda questa parte di contenuti, ovvero la parte fiscale, cui abbiamo condiviso con voi questa sera un po', ma non solo. Come CAF ci occupiamo, oltre alla parte fiscale delle dichiarazioni di redditi e del modello ISEE, ci occupiamo di gestione del contratto del lavoro domestico, quindi diamo assistenza alle famiglie che sempre più hanno bisogno di trovare delle figure per la quotidianità, per l'assistenza di propri familiari. Ci occupiamo delle pratiche di successione. Ci occupiamo di gestione di contabilità per le partite IVA, e quindi voi già ci conoscete e sapete un po' che il CAF si occupa di un pacchetto di servizi a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie.
e visto che siamo in avvio quasi della campagna fiscale, volevo ricordare a tutti voi che siamo presenti in tutte le sedi, quindi indicato 150 sedi, ma non sono solo quelle. Sapete che siamo presenti attraverso i nostri colleghi anche presso le aziende durante la campagna fiscale, in molti altri luoghi e di recapito, diciamo, temporaneo durante il periodo della campagna fiscale. Volevo anche ricordare che la squadra che CISL mette a disposizione per il CAF in tutto il Veneto durante la campagna fiscale arriva a più di 700 persone. Siamo molti, non siamo solo noi, perché CISL poi schiera altre squadre con le quali ci interfacciamo, quindi quelle di tutti i servizi le ricordo io perché ci tengo che il lavoro è fatto da tutti, quindi la parte del patronato che avete visto il collega la scorsa settimana, e la parte di tutti gli altri servizi delle vertenze, dell'ANOLF, della Diconsum, e la parte sindacale che è la nostra origine, che rappresenta insomma dove diciamo nasce tutto, e la parte poi di tutti i nostri delegati, che è la squadra più trasversale che mette in collegamento tutte le altre, e soprattutto rappresenta il nostro sponsor al di fuori dell'organizzazione, dentro e fuori i luoghi di lavoro, e incarna la prossimità che è la caratteristica principale, diciamo, della nostra organizzazione, essere al servizio di tutte le persone iscritte e quelli che poi cominceremo a iscriverci, e quelli che cercheremo ancora di iscrivere. Ho inserito alcuni link per ricordare di prenotare i nostri servizi. Molti di voi saranno stati già contattati o saranno contattati prossimamente, ma ricordo il prenota online e la prenotazione online. Ricordo che non solo i servizi del CAF si prenotano tramite questo canale, ma anche tutti gli altri servizi della CISL, e se qualcuno non c'è lo possiamo attivare. Ho messo l'app Noi CISL perché voi già la conoscete, anche quello è un canale per prenotare. Come CAF abbiamo anche la prenotazione tramite WhatsApp, e poi un link per scaricare l'elenco dei documenti delle prestazioni che noi facciamo, perché è sempre utile avere insomma dettagli a disposizione. E poi vi invito insomma a tenere la relazione sempre con i nostri colleghi sul territorio, che già so che lo fate, e che è la cosa più importante, perché insomma al di là dell'intelligenza artificiale, che è un po' quello che vi ho anche detto qua nei link, la nostra forza siamo noi, e quindi se avete poi qualcosa noi siamo a disposizione, soprattutto se sono delle criticità, e ci facciamo carico, come dice il nostro claim, we care, quindi noi ci facciamo carico. Avrei chiuso, sono a vostra disposizione se c'è qualcosa da vedere assieme. Intanto vi ringrazio. Beh, grazie a te, grazie a Stefania Pasiano. Io lascerei la parola ai partecipanti e alle partecipanti. Se ci sono domande, vi ricordo sia scrivendole sulla chat, sia semplicemente chiedendo la parola, e c'è il tempo per tutti. La parola a Sergio Pozzato, che ha alzato la mano. Ciao Sergio. Sì, grazie, ciao Gianfranco. Ciao Stefania. No, solo un chiarimento perché mi sono perso, perché non amo molto le sigle. Tu all'inizio, quando parlavi delle aliquote fiscali e le detrazioni, poi hai citato il TIR. Mi spieghi cos'è? Perché onestamente non lo so. E grazie Sergio, e perdonatemi che alle volte il difetto è, e ci dobbiamo sempre pensare a chi ci ascolta. Il TIR è il trattamento integrativo, è l'ex bonus Renzi, i famosi 100 euro, che fino ai 15.000 euro sono 1.200 euro, e
qual era il problema? Il problema era che proprio nella fascia più bassa, quello di 15.000 dove sono garantiti, con l'aumento dei 75 euro della detrazione da lavoro dipendente poteva creare problemi a determinate, diciamo, casistiche. Hanno operato un correttivo che va a togliere nel calcolo del TIR questi famosi 75 euro al fine di garantire a queste persone esattamente quello che era prima. E grazie della domanda, perché ho parlato con l'acronimo, hai ragione. Qualcun altro? Prego. Non so se ci sono altre domande. Io insomma mi sento di ringraziare Stefania perché ha fatto una spiegazione semplice ma esaustiva e quindi probabilmente molte domande le hai anche anticipate presentando bene gli argomenti. Se non c'è nessun altro, io ringrazio di nuovo il CAF regionale del Veneto e Stefania Pasian, la direttrice in particolare. Ringrazio tutte voi e tutti voi per l'attenzione. Naturalmente, come sempre, siamo a disposizione, quindi come su sollecitazione delle strutture abbiamo voluto fare questi 3 momenti di incontro online per darvi conto delle principali novità della legge di bilancio. Così se ci sono altre questioni vi chiediamo tramite la vostra struttura di segnalarle perché vediamo che questo strumento dei webinar è molto utile, efficace, veloce, anche logisticamente meno impegnativo, però ci permette di far arrivare informazioni in maniera capillare a tutti. Le slide, come al solito, le spediremo nei prossimi direi che possiamo salutarci e auguro a tutti voi e a tutte voi una buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, salve a tutti. Grazie mille, grazie, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Salve.